Buongiorno, Focus Collettino Colture Erbacee, aggiornamento. Aggiornamento che oggi riguarderà ancora la colza. Dobbiamo stare attenti agli attacchi di insetti ed altri fitofagi, soprattutto per semine più tardive in cui le piante sono ancora piccole, non solo l'altica, ma anche le notue, ma anche le limacce, ma anche le tentredini possono arrecare danno. Quindi porre particolare attenzione e visitare i campi a partire da quelli con le piante più piccole, delle semine più tardive. Frumento. Stante le temperature ancora molto elevate, l'aver ritardato le semine probabilmente è stata una buona scelta. In tal modo abbiamo ridotto il rischio di infestazioni di afide e la trasmissione di virus che possono creare problemi seri successivamente e incidere negativamente sulla produzione del frumento e di altri cereali autunno-vermili. Ormai però il momento è arrivato e quindi possiamo procedere con le semine. Per quanto riguarda i monitoraggi autunnali per prevedere se ci possono essere problemi di elatteridi nella prossima stagione sulle colture suscettibili, il monitoraggio con le trappole attrattive per larve è ancora possibile. Le temperature del terreno sono ancora elevate e quindi, come stiamo vedendo in campo, questi monitoraggi danno informazioni attendibili. Dove le trappole per adulti, gli F hanno indicato popolazioni elevate, dove ci sono fattori di rischio, si può procedere per capire bene se effettivamente ci sono popolazioni di larve sopra la soglia utilizzando queste trappole. Ancora per diversi giorni, per alcuni giorni almeno, potremo utilizzarle con successo nei monitoraggi. E non dimentichiamoci in questo periodo che possiamo seminare anche delle cover crops autunno-vernile. Come abbiamo già descritto in altre puntate, la copertura continua del terreno nell'ambito dell'agricoltura conservativa flessibile può dare dei grossi vantaggi al terreno, può bloccare o rallentare la perdita di carbonio nei nostri terreni, può aumentare la biodiversità, può dare diversi vantaggi agronomici, diversi vantaggi che possono anche riguardare direttamente, non solo indirettamente, la difesa delle colture, in quanto ci sono delle brassicacee, Brassica iuncea, varietà ventifora, esempio, ma anche altre, che possono ridurre le popolazioni di elatteridi quando seminate adesso e sovesciate nella prossima primavera. Hanno un effetto biofumigante nel terreno, producono isotiocianati che possono proprio ammazzare le larve e ridurre le popolazioni di elatteridi pur non impattando in modo significativo sul terreno. Quindi possiamo pianificare diversi tipi di cover anche pensando alla difesa integrata. Le informazioni precise e le istruzioni per l'uso nei bollettini precedenti e quelli che stanno uscendo, osservando il sito di Veneto Agricoltura www.venetoagricoltura.org oppure ricevendo le mail da bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org. Si può richiedere la spedizione della mail sempre scrivendo a questo indirizzo. Alla prossima! erbacee@venetoagricoltura.org. Si può richiedere la spedizione della mail sempre scrivendo a questo indirizzo. Alla prossima!